Benvenuti alla nostra informazione. Quella che segue è una selezione dei servizi più importanti del TG Bassano dell'ultima settimana. E la sezione del Grappa si chiama Bassano del Grappa. La 30, il monumento nazionale là sul ponte di Bassano. Noi ci daremo la mano. La Bassano Alpina sfila a Udine. È uno dei momenti più emozionanti della grande festa delle penne nere nella domenica che chiude la 94esima adunata nazionale. La pioggia non può certo fermare lo spirito di una giornata come sempre indimenticabile, raccontata minuto dopo minuto nella nostra diretta non stop. Alpini, la più bella famiglia, lo striscione che alle 9 del mattino aveva aperto la marcia, dietro quello della Commissione Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia per il rispetto delle donne e contro la violenza di genere. Esercizio di retorica, cuore e dovere, è il contiene alpino, sarebbe fatto esercizio di retorica. È un tripudio di cappelli alpini e labari, quello che sfila lungo il percorso sotto gli occhi della Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio arriva poco prima dell'inizio del corteo, emozionata e sorridente nel percorso che la porta al palco d'onore. Il fatto che qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo, per ricordare quali siano le loro radici, è la cosa più preziosa che abbiamo. Guardi, oggi è la festa della mamma, ma noi abbiamo sempre un'altra mamma dopo la nostra, che è la patria. Senza questo legame non c'è niente che possiamo fare e quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima, anche per tutto il resto. E non si sottrae al richiamo costante dell'ANA sul tema del ripristino della leva. Sicuramente un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l'approccio giusto, dice Meloni. E il Presidente del Senato Ignazio La Russa, anch'egli sul palco di Udine, va oltre sul tema della mininaia. L'addestramento in 3 settimane, dice, non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il CAR preparava la base di addestramento dei militari, allora potrebbe esserci una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate. Il tema della sicurezza dopo Rimini era cruciale per questa edizione numero 94. È stato il cavallo di battaglia, perché noi abbiamo detto da subito, ma anche grazie alle forze dell'ordine, grazie alla questura, grazie alla prefettura, è stata una sinergia di squadra, quella appunto di far sì che la sicurezza sia la prioritaria. Pertanto abbiamo sì faticato, ma penso che i risultati possano essere venuti. La festa, la tradizione e la gioia dello stare insieme, e adesso si guarda già a Vicenza 2024 con l'adunata nazionale che ritornerà nel cuore del Veneto. A 1 centimetro dalla carotide, dall'orecchio è entrata la lama, a 1 centimetro dalla carotide si è fermata, ecco, quello è. Quindi sono vivo per miracolo. È vivo per miracolo Maurizio Primon. Diverse le coltellate, ferite al braccio, al collo, all'orecchio, sferrate dal suo vicino di casa, il 69enne Carlo Bianchini, dopo una lite nel pomeriggio di sabato nel cortile di Contrada Cavai, nel comune di Valbrenta. Una coltellata quasi fatale, fermatasi a 1 solo centimetro dalla carotide. Ed è proprio dal reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Bassano del Grappa, dal letto in cui è ancora ricoverato, che arriva ai nostri microfoni la voce sopraffatta di Maurizio Primon. Mi devono fare degli accertamenti per vedere se può partire un embolo o qualcosa del genere. Ecco, quindi la situazione deve essere monitorata e purtroppo devo aspettare che continuino a farmi queste ecografie per vedere se il pericolo non sussiste.
Non sarebbe quindi ancora fuori pericolo il 64enne di Valbrenta. Dalle prime ricostruzioni, i due dirimpettai avrebbero iniziato a bisticciare a causa dell'auto di Primon parcheggiata nella corte comune della loro abitazione in modo poco gradito da Carlo Bianchini. E sarebbe stato proprio in quel momento che l'aggressore, ora in carcere al San Pio X di Vicenza, avrebbe preso un coltello dalla sua cucina per poi scagliarsi contro il suo vicino di casa, colpendolo più volte alle spalle sotto gli occhi increduli degli altri vicini, che avrebbero tentato di aiutare il 64enne ferito al suolo. Una tragedia di vicinato, quella di sabato pomeriggio, che la vittima Maurizio Primon non può dimenticare. Il nostro motto: paura mai, rispetto e coraggio sempre. Per una volta, anzi per l'ultima volta, il risultato del campo non conta come quello che accade dopo. Un grande abbraccio biancazzurro, una festa per ringraziare i tifosi e tutti i protagonisti di una favola scritta sull'erba verde del fair play che ha saputo emozionare gli sportivi di tutto il Veneto. Il Cartigliano chiude la stagione pareggiando 1-1 contro il Tor Viscosa, ma nei pensieri di tutti c'è il futuro prossimo, che si chiama Bassano, fusione. Sì, si chiude un cammino e si apre una nuova opportunità per tutti. Sicuramente la società vuole fare un passo in avanti e insomma, parleremo con la società, ci spiegheranno il progetto. Penso che quello che hanno fatto questi ragazzi qua in 5 anni sia storia, e quindi bravi ragazzi a fare un pezzo di storia del Cartigliano. A questa favola mancava solo il classico finale con "e vissero felici e contenti", proprio come durante il terzo tempo a fine partita. Poi, per scrivere un nuovo capitolo, ci sarà spazio, cambiando l'inchiostro biancazzurro e usando quello giallo-rosso. A proposito di giallorossi, lo Schio sotto la pioggia del De Rigo saluta i tifosi e le famiglie con i bambini del settore giovanile. Anche qui la favola continua, senza cambiamenti, ma con la passione di sempre. Dapprima una fumaiola nera di fumo che man mano diventa più visibile trasformandosi in colonna e salendo nell'aria. In pochi istanti una vera e propria fiammata che viene controllata quasi subito, anche se nell'impianto di lì a poco giungeranno i vigili del fuoco. Sono le 7:18 quando torna la paura tra i cittadini di Nove per l'incendio sviluppatosi nell'impianto a biomassa di Via Nodari. A girare le immagini inviate alla redazione di Rete Veneta sono stati i membri del comitato No Biomassa 9 che dopo anni di battaglie continuano a monitorare l'impianto. Realizzato nel 2016, nonostante i cittadini avessero manifestato più volte la loro contrarietà e raccolto migliaia di firme, questo impianto di cogenerazione da 199 kW, unico in Italia, continua a destare grandi preoccupazioni nei cittadini che su questo attendono impegni precisi dal futuro sindaco del comune. Fumo, fiamme, ma soprattutto tanta paura. Erano le 7:18 quando ieri a Nove il fuoco ha avvolto parte dell'impianto a biomassa di Via Nodari. Un incendio quasi da subito controllato e poi spento dai vigili del fuoco. Ad inviare le immagini alla redazione di Rete Veneta i membri del comitato No Biomassa 9 che dopo quasi 10 anni di battaglie continuano a monitorare l'impianto. Questa è proprio la dimostrazione che quell'impianto non doveva assolutamente essere autorizzato in un'area abitata a pochi metri dalle abitazioni e oltretutto noi eravamo preoccupati per gli inquinanti, quindi quelli emessi in atmosfera dal fumo, da tutte quante le particelle che escono, e adesso siamo ancora di più preoccupati perché abbiamo visto quello che può succedere. Un impianto dalla discordia, quello di Nove, realizzato nel 2016 e da sempre contestato dai cittadini a suon di firme e proteste e che in vista delle vicine elezioni comunali riportano a galla le loro preoccupazioni. Noi chiediamo che vengano fatti i controlli, cosa che fino adesso non è stata fatta, e chiediamo anche alle autorità competenti, quindi all'ASL, all'ARPAV, che si muovano, perché quello è un impianto che purtroppo è dannoso per la salute di tutti quanti. Ci sono delle prescrizioni, quindi chiediamo che l'amministrazione futura si dia da fare per affinché vengano fatti i controlli, ma anche che le autorità si muovano e che ci sia anche un controllo dai vigili del fuoco per appurare che l'impianto sia a norma.
L'amministrazione comunale decide di aumentare a 500 euro la sanzione per chi viola il divieto di diffondere musica nella fascia oraria compresa tra le 23:30 e le 9 del mattino. Dopo questa scelta, a fare rumore sono però le polemiche in città, perché è scoppiato l'ennesimo caso politico. A tuonare, tanto per restare in tema, è il consigliere Angelo Vernillo, che non risparmia critiche al sindaco Elena Pavan. Questa non è la strada giusta perché non funziona a inasprire le multe, non funziona in nessun caso. È l'ennesimo spot, le ennesime 2 righe che questa amministrazione fa. Ormai siamo abituati ai proclami e alle cose che non hanno alcun tipo di risultato. Il patto civico, apprezzato anche dai gestori dei locali bassanesi, era una soluzione promossa dall'amministrazione precedente, che tuttavia non è stata portata avanti. In sostanza si veniva a creare una cooperazione tra comune, forze dell'ordine, comitato di quartiere ed esercenti nell'impiegare personale per servizi di vigilanza. Questa amministrazione che si è presentata col si cambia, ma che non è in grado di cambiare niente, di fare niente di nuovo, quando si trova davanti delle cose che sono oggettivamente positive, ma che arrivano dall'amministrazione precedente, dall'amministrazione Poletto, Vernillo, Campagnolo, non le vuole fare per motivi semplicemente politici, perché devono dimostrare di essere più bravi, quando in realtà non lo sono. Ma abbiamo visto esempi eclatanti. Io credo che se avessero potuto non avrebbero neanche inaugurato il Ponte Vecchio, perché non l'hanno fatto loro, ma l'hanno fatto perché un elemento così positivo come il Ponte Vecchio non potevano non inaugurarlo. Ma su tutte le cose, vogliamo parlare dei campi sportivi di quartiere Pre, vogliamo parlare della Casa della Musica, vogliamo parlare di tutte le attività che erano state avviate, che sono state poi bloccate per poi magari essere rifinanziate sotto altro nome. Ecco, noi non abbiamo fatto polemica su ogni cosa, ma quando poi adesso, come sul patto civico, si va a dire che il patto civico era solo uno sconto sul piatto attici, non è accettabile. Ciao ciao Santa Chiara, benvenuto polo dell'innovazione o Genius Center fate voi. Quel che non cambia è che quell'area di Bassano alla disperata ricerca di un'identità resta, come diceva una vecchia pubblicità, un buco con la città attorno, un polo appunto. Che poi sia solamente geografico questo polo, oppure anche magnetico e quindi in grado di attrarre interesse, lo si vedrà. Intanto il Comune presenta l'avvio della nuova fase del progetto che vede pubblico e privato a braccetto per la costruzione di un ambiente polivalente con una mostra sulla storia dell'ingegno veneto e altre esposizioni temporanee, una sala convegni, un ristorante, spazi per le attività economiche del territorio. La proposta è arrivata dal raggruppamento temporaneo di imprese e consiste in un pacchetto comprensivo di progettazione, realizzazione, finanziamento e manutenzione e gestione per 20 anni del polo culturale. Per ora serviranno 3 mesi per le verifiche, anche ministeriali. Poi, come sempre, bisognerà parlare di soldi. Il costo previsto come costo di intervento sono circa 16 milioni di euro. È un costo che il Comune non deve pagare sin da subito, ma dovrà cominciare a pagare al collaudo dell'opera. Collaudo dell'opera che viene al termine dell'opera perché è eseguita tutta da un gruppo di lavoro privato. Cioè, in termini molto semplici, quando il sindaco taglierà il nastro, da quel momento il Comune comincia a pagare. Come verrà finanziato il progetto in questo sistema di leasing in costruendo? Può mettersi delle finanze proprie, adesso che c'è un progetto ci metteremo anche alla ricerca di finanziamenti esterni a fondo perduto per poter diminuire quei 16 milioni di euro e pertanto per pesare meno su quelle che sono le casse comunali. 16 milioni dice il vice sindaco, 20 dice il vice sindaco precedente, 25 dice qualcun altro, conti alla mano, ma di questo ci sarà il tempo di parlare più avanti. Resta da capire invece come reagirà la città di fronte a questo progetto. È normale che, come tutte le grandi opere, come tutte le cose che non sono nella normalità dei lavori, come l'asfaltatura delle strade o la sistemazione di illuminazione pubblica, che è perfettamente visibile e conscia da parte del cittadino, ha bisogno di essere, se vogliamo, un po' digerita e capita. Per questo da questa sera sarà avviata una serie di incontri e magari anche di mostre dove vorremmo illustrare a tutti i cittadini cosa ne uscirà e cosa vorremmo fare. Non so cosa dirvi, ringrazio. Stamattina mi ho sentito il dovere di telefonarvi e dirvi abbiamo
l'appuntamento. 7 luglio, ore 14:30, all'ospedale San Bassiano. Non è un semplice appuntamento questo per la signora Bruna, ma una data che rappresenta la speranza di potersi curare. Malata oncologica, operata nel 2022 per un tumore al cervello, Bruna deve sottoporsi a un controllo specifico eseguito solo in un centro di cura a Trento. Una visita questa fissabile solo dopo aver eseguito una risonanza magnetica, prenotata il 7 aprile scorso all'U7 Pedemontana. Io a Bassano ho chiesto, guarda che almeno datemela 10. Io voglio solo una data, non voglio che me la fate domani. Voglio solo una data, avete tutto il tempo da darmi. Ma non possiamo, non so, la mettiamo in lista d'attesa. E ho detto no, voglio solo una data, che mi date una data che io possa telefonare da Trento, che mi chiamino a vedere questa risonanza se è fermo o se si è mosso. Un dolore lancinante alla testa che la 76enne di Rosà fa sempre più fatica a sopportare. Una battaglia che Bruna combatte insieme al sostegno di suo marito ogni giorno. Una lotta contro una malattia che passa anche dalla speranza di una visita di controllo, oggi sempre più vicina. Avere la speranza di andare a Trento e farmi curare. Ecco, perché è quello che voglio, io non voglio. Dopo il male che ho, perché sono tutto il giorno a letto. Una storia commovente, quella della signora Bruna, che Rete Veneta ha seguito passo dopo passo, anche grazie all'abbraccio e all'aiuto concreto della nostra Mirella Tuzzato. Una storia che oggi forse trova un po' di speranza. Io ringrazio veramente Rete Veneta, perché dopo tanti dolori almeno ho una soddisfazione. Mio marito telefona che mi fa l'appuntamento di poter andare a Trento. E se io non vado a Trento, sto sempre col pensiero che si abbia mosso, che non si abbia mosso. Vivo con l'ansia. Da Santa Chiara a polo urbano dell'innovazione il passo è molto breve. Da buco nero nel centro storico di Bassano ad acceleratore di neuroni che va sotto il nome di Genius Center, pure il passo è molto breve, almeno sulla carta. Nella realtà questo passo sarà una rincorsa lunga 20 anni che porterà alla città un progetto di grande respiro. Ma come? Con il leasing in costruendo, ovvero tramite il finanziamento del pubblico verso il privato che costruisce e gestisce l'opera, con il ristoro ad avvenuta esecuzione dei lavori attraverso la corresponsione di canoni periodici. Per farla breve, il comune pagherà ogni anno per l'esecuzione dei lavori e i gestori pagheranno a loro volta un canone di utilizzo. Fin qui tutto bene. C'è un progetto, c'è una strategia e finalmente un'idea con cui riempire quel vuoto in pieno centro storico. Quel che lascia perplessi i bassanesi è il balletto di cifre sul Genius Center. Nel luglio dello scorso anno, alla presentazione del primo progetto, si era parlato di un costo di 11 milioni di euro. Qualche tempo dopo, il vice sindaco dimissionario Roberto Marin aveva detto che il progetto ne sarebbe costati 20 di milioni. E giusto poche ore fa in conferenza stampa l'assessore Andrea Zonta ha portato la cifra a 16 milioni di euro. Peccato che durante la presentazione ai consiglieri comunali avvenuta poco dopo sia emersa una possibile esposizione complessiva del municipio di 23 milioni di euro. Ma da dove arriva questa cifra monstre? È presto detto. Il prospetto degli esborsi è il seguente. C'è una rata iniziale di 3.800.000 euro, il cosiddetto mese zero. A questa fa seguito un filotto di 5 rate annuali di oltre 1 milione di euro. Tenete conto che siamo già a 9 milioni di euro. Dal 7° anno in poi inizia una serie di esborsi annui di circa 995.000 euro ciascuno per la durata di 14 anni. Al termine dei 20 anni la cosiddetta maxirata finale, ovvero il riscatto di 1.800.000 euro. Anche senza calcolatrice la somma che ne esce è oltre i 24 milioni di euro, anzi è più vicina ai 25 milioni. Altro che balletto di cifre, questo è un vero e proprio valzer che impegnerà il comune per 20 anni a sborsare 1 milione di euro all'anno da imputare alle spese correnti. E voi siete pronti a ballare? Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata.